Quarta corsa all'Arcoveggio, una prova per 3 anni a reclamare al via. Ritirato con dei greppi dopo la sgambatura, sono in 14. 1 Champagne Fior, 2 Casettaro, 4 Claire Griff, 5 Coffee Mail, 6 Chiquita Jet. In seconda fila 7 Corsa del Nord, 8 Cooper GV, 9 Conan Pizza, 10 Clesia di Risaia, 11 Shanli GFL, 12 Camiolz, terza fila 13 Coraindal, 14 Commander Crow, 15 Classic Blues. Allineamento che si va a completare lungo la piegata, autostart che entra in addirittura e si parte con Chiquita Jet che schizza al comando nei confronti di Champagne Fior che difende la corda, poi al largo di tutti il 12 di Camiolz che è partita forte dalla seconda fila, si trova però in quarta ruota alla prima curva, diventa terza perché sbaglia Coffee Mail. All'esterno è Casettaro, lungo i birilli Corsa del Nord a precedere Commander Crow, quindi Conan Pitts, insiste in mezzo alla pista Camiolz. In seconda pariglia esterna c'è Cooper GV, i primi 200 metri in 15,3. Sono quelli con i quali Chiquita Jet ha preso la testa e ha già rallentato. Casettaro sempre all'esterno che prova a farsi ora minaccioso, 15, Classic Blues, ha deciso a squalificato. correre davanti Fabrizio Ciulla con Chiquita Jet che ha completato i primi 400 in 36. Chiquita Jet che guida nei confronti di Casettaro, i due guadagnano un po' di margine a Champagne Fior, cerca allora di mettersi secondo alla corda Casettaro, rimane però di fuori perché Champagne Fior serra sotto e anche perché tutto sommato è favorito ed è giusto che vada all'attacco di Chiquita Jet. 1-1 scarso per la metà gara, Chiquita Jet in vantaggio e Casettaro all'esterno, Champagne Fior alla corda avanti a Corsa del Nord, il primo chilometro in 1:16,2. In vantaggio passa ora Casettaro perché attacca ed è bella le resistenze di Chiquita Jet. Champagne Fior sempre in terza posizione avanti a Corsa del Nord, quindi Commander Crow, avanzano solo quelli che stavano lungo i birilli con Corsa del Nord che cerca di andare su Champagne Fior. Intanto Numero Casettaro 9, se n'è Conan andato Pitts, dal resto della squalificato. compagnia. Casettaro che a 200 metri dalla conclusione ha margine di vantaggio importantissimo. Casettaro e Marco Stefani che vengono a transitare in retta arrivo in passerella totale. Casettaro che vince facile nei confronti di Commander Crow che sprinta e fa il secondo avanti a Corsa del Nord e a Champagne Fior. 2 minuti 1:14,8 il ragguaglio cronometrico per il successo di Casettaro. Marco Stefani per Matteo Restelli, i colori di Giuseppe Colantonio. Facile il successo del figlio di Gambling B.